Rubano 40 euro ma ne fanno migliaia in danni. Più che ladri, dei veri e propri vandali, quelli che nella notte tra venerdì e sabato hanno ridotto così la macchina per distribuire il latte crudo. Sono venuti a trovarci questa notte dei ladri al distributore di Mogliano Veneto, quello di via Ronzinella, e hanno distrutto il distributore. Fortunatamente ne avevamo un altro in casa, adesso lo stiamo ripristinando. Dentro niente, c'era il latte e l'incasso della giornata di ieri. Più o meno? Più o meno 30-40 euro. I danni invece sono? Qualche migliaio, perché hanno distrutto proprio tutto, nel senso che hanno distrutto la cella frigorifera e perciò non ha senso ripararla tecnicamente, ma è già successo un paio di volte qua. Avevamo messo dei rinforzi, ma stavolta l'hanno rotto col piede di porco. Non è la prima volta che questa casetta viene presa di mira in un'area come il parcheggio del centro commerciale di via Ronzinella, da tempo al centro della cronaca per furti nelle auto in sosta, vandalismi negli autobus e spaccio di stupefacenti. Abbiamo fatto denuncia anche le altre volte ai carabinieri, però loro li ritengono piccoli atti vandalici, per capirci, cioè non ci fanno niente tecnicamente, non possono farci niente, nel senso che o li beccano nel fatto oppure non. Una delle zone di Mogliano dove la microcriminalità è dilagante, anche perché chi ha cercato di presidiare il territorio con la propria attività ora più che mai si sente solo, con le inevitabili considerazioni. Questo fa parte del servizio, nel senso che è dal 2009 che è aperto e ci sono dei clienti del Moglianese o della zona di Marcon che vengono qui a servirsi, che sono di passaggio quando vanno avanti e dietro dal lavoro. E se succedesse di nuovo non lo mettiamo più, sicuramente, perché hanno fatto più danni di quello che hanno rubato alla fine.